Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Kai. Allora, oggi sono con un video sempre più speciale, uno più speciale del solito. Allora, oggi vi faccio vedere come fanno i cinesi a vincere sempre le Clan War. C'è bisogno veramente di dirlo che i cinesi sono veramente bravissimi in Clan War. Per fare questo video sono stato ospite del clan Zhongguomon. Tradotto in italiano sarebbe sogno cinese o sogno della Cina, dopo dipende dalla interpretazione che uno vuole dare. Vi faccio vedere subito le loro clan. Basta. Sta L che scappa, devo rimediare. Allora, vi faccio vedere l'ultima clan war che hanno fatto, perché sono stato presente anch'io nella Lolo. Ok, basta. Fotisega. Lolo Gogo oggi. Nella Lolo clan war ci sono stato anch'io e l'attacco numero 1 che è stato fatto, indovinate chi è stato? È stato Kai. Allora, Kai in questo caso è stato un mega culatone, non gay, ma ci ha avuto un culo della Madonna, perché allora vabbè, i mastini all'1 di Kai muoiono subito perché sono delle mezze pippette. Successivamente dice cazzo, metto le mongolfiere, ormai sono inculato. E vabbè, qua Gela che è la meraviglia, Gela all'inferno con la difesa aerea insieme, così a Kai sbatti sega delle difese aeree. E purtroppo è rimasta in vita una torre inferno e Kai si stava per farsi inculare alla grande. E poi senza il Town Hall, se Kai non avesse preso Town Hall, si sarebbe fatto buttare fuori dal clan subito al primo attacco. Ecco, vi dico le regole del loro clan che sono veramente strane, tipo entri solamente se hai X-Mod Game, 2 entri solamente se hai 18 anni, 3 entri solamente se sai attaccare in Clan War. Cosa si intende per attaccare in Clan War? Allora, se sei un nuovo membro, la prima clan war che fai con loro devi fare per forza contro il primo. Non importa se perdi o vinci. Vedono che tipo di pasta sei fatto e ti fanno restare se hai fatto una bella figura. In questo caso Kai fa veramente una bella figura, ma un bel figurone, perché fa 2 stelle con il culo della Madonna. Avete visto il replay, ragazzi? Perciò mi hanno fatto restare anche per la seconda clan war. Un'altra regola che hanno questi qua è se fai 2 fail di seguito in Clan War sei out. Vi faccio vedere, allora vediamo chi è stato buttato fuori. Questo qua è stato buttato fuori, ha fatto fail. Questo qua è stato buttato fuori perché ha fatto fail. Questo qua è quello di prima. Vediamo se c'è qualcun altro. Questo qua secondo me si è vergognato troppo, è uscito. Vediamo che c'è ancora. Questi qua sono entrati. No, non hanno buttato fuori ultimamente. Vabbè, ieri sera hanno buttato fuori tipo 3 persone perché hanno fatto un fail da 49%. Intanto andiamo giù. Giù cosa c'è? Giù ci sono i Town Hall 9. Devo farveli vedere tutti. 3 stelle, cazzo. 3 stelle. Guardate, sono tutti i Town Hall 10, sì 10, 9 maxati. 3 stelle, ragazzi. 3 stelle, no problem for Chinese people. 3 free star in Clan War is no, guardate che difesa, cazzo, ragazzi. Io mi cagherei addosso, la volete vedere? Sì, la guardiamo. E bella, qua cosa fa il nostro amico? Questo replay qua non l'ho ancora visto, perciò lo vedo per la prima volta insieme a voi. Facciamo per, vabbè, solita tecnica, si porta fuori le truppe del castello e se le incula in un angolo buio del villaggio. Penso che usa una mongolfiera per distruggere le truppe del castello. E ecco, Kai intelligente scopre subito. Che cazzo manda un golem? Cazzo manda un golem fa? Ma che cazzo vuole fare? Sfondare con golem? No. Cosa vuole fare? Facciamo per 2, sono troppo curioso. No, che stronzo! Vuole prendere la difesa aerea! Che stronzo! E stronzo al quadrato, guardate, madonna, che stronzo! No, stronzo no, però. Che cazzo, che inculata! È fottutamente bravo, io non ci sarei mai, tipo, arrivato a prendere il Town Hall, non Town Hall, la difesa aerea che era qua dentro. Sarebbe stato troppo difficile. E il nostro amico cosa fa invece? Cazzo, 3 stelle! Ha un Town Hall 9 maxato così, 3 stelle.
cazzo amico, fatti in municipio 10 a sto punto, i muri non ti servono un cazzo se sto qua ti sfonda con le aeree, eh? Sì. I cinesi sono i migliori in Clan War purtroppo. Sì, purtroppo, vabbè, ci sono anch'io. Io sono bravissimo in Clan War. Ogni tanto faccio fail, però sono bravo anch'io. C'è da dire che sanno usare i domatori. Vi faccio vedere l'ultimo replay, l'ultimo attacco, cioè l'ultimo nella mappa. Questo nostro amico qua è scarso rispetto agli altri, però è un municipio 9 maxato, se vedete. E... Allora, vi faccio un piccolo riassunto di questo attacco. Il nostro amico, per far uscire le truppe del castello, che sono mongolfiere stavolta, non usa 2-3 domatori, ma usa una mini go whippata, cioè ti manda golem, maghi, un piccolo gruppetto di golem maghi e successivamente manda i domatori, ma non li manda tipo così in un unico punto, ma mette 2 dita e li manda dentro in modo tale da... cioè tipo se fossero mongolfiere. E per tutto il tragitto che percorrono i domatori ci mettono una pozione in modo tale da non farsi inculare. E poi c'è la tecnica del golem che subisce gli attacchi dell'arco X, perciò i domatori sopravvivono. Perciò questa è una grandissima inculata. Se vogliamo vedere, il nostro amico qua in basso ha ancora truppe che non ha schierato e il 100% ce l'aveva già in tasca. Io ho un municipio così, cioè un villaggio così, avrei fatto 2 stelle, 90-80%. Non sarei riuscito a fare 100%. Dopo aveva 4 pozioni, se avete visto. Vi faccio vedere uno dei attacchi più belli che hanno fatto. È stato sicuramente al numero 8. I cinesi in Clan War usano il mastino e le mongolfiere con i golem. Sono una tecnica che è la prima volta che vedo. Infatti, allora, fanno mini go whippate per distruggerti una difesa aerea, o 2 in questo caso, ha distrutto ben 2 difese aeree. Faccio per 4. Il nostro amico mette il bel salto. In questo caso io avevo creduto che fosse già inculato, dato che è uscito il drago, cazzo. Il drago livello 4 ha inculato il re. Però c'è ancora la regina. La regina distrugge il drago. E ragazzi, qua si sfonda che è la meraviglia. Distrutte 2 difese aeree e c'è ancora la regina. Cosa fa con la regina? Cazzo, no. No, ragazzi, sì, invece sì, cazzo sì, ragazzi, prende Town Hall. Perciò il nostro amico Lin, si chiama Lin questo, fa una stella con due golem e 2 eroi. Poi mette i mastini e le mongolfiere come se fossero, come dire, sta usando la tecnica del 50% per fare il 100%. Non so se mi sono spiegato. Tipo il nostro amico non ha buttato le mongolfiere tipo così tutto da un lato, ma le ha buttate un po' qua, un po' qua, un po' qua. Ha utilizzato la tecnica del 50% che si usa in scalata per farle il 100%. Ditemi se questo qua non è un genio. Cazzo, io non ci sarei mai arrivato a concludere questa tecnica di attacco veramente strepitosa. Chi è che fa 3 stelle così? Oltre a un cinese, chi è che le fa? I francesi sono bravi. E gli arabi in Clan War sono i migliori. La classifica sono cinesi, arabi e francesi. Sono i the best in Clan War. Poi vi faccio vedere un altro attacco che hanno fatto con una strana formazione di truppe che non ho mai capito. Vediamo se era questo. Sì, proprio questo. Vi faccio il replay. Allora, cosa ha fatto il nostro amico? Il nostro amico ha attaccato in una maniera tipo... Che cazzo di attacco è, fratello? Praticamente sto qua, come si chiama? Allora, non ve lo so tradurre per evitare figuracce. Il nostro amico tipo se le sogna di notte, tipo fa: cazzo sì, ho inventato una nuova tecnica di attacco. Come cazzo la chiamo? La chiamo Ciugno Mappi. Per quelli che hanno capito stanno ridendo come la miseria. Per quelli che non hanno capito continuiamo con il replay. Allora, il nostro amico usa i golem e i giganti per sfondare dentro, prendere il town hall. Ma cosa fa? Allora, una volta preso il town hall, tenta il 50% naturalmente con le mongolfiere. No, cazzo! Tenta il 100% con le mongolfiere. Vi faccio 100... Merda! Vi faccio... Merda!
Ah, ho delle notifiche quando me le mandano, quando registro. Tipo, guardate, ha usato le mongolfiere per fare il 100% con... Ma io sono rimasto senza parole. Senza parole, guardate, ha fatto 3 stelle a un municipio 9 così maxato. Anche io dovrei avere culo con le Go Wee Wee o le Go Wee Pate. Madonna, vi faccio vedere un altro replay dato che ci sono, dai. Vi faccio vedere, dai, la mia difesa. Allora, io ho copiato la mia difesa dal primo loro, però mi hanno inculato lo stesso. Cosa hanno fatto i Aureox Galaxia? 4 mastini sono una inculata pazzesca. Faccio per 4 perché non voglio farmi umiliare troppo dal nostro amico. Purtroppo devo dire che è stata veramente una grandissima umiliazione perché non ha preso subito il Town Hall, lo prende successivamente. E c'è da dire che il mio re al 23 è stupido, è stupido. Per 4, bravo re, dai difendi cazzo, perché cazzo ti sei messo qua? Cazzo ti sei messo qua, dietro Town Hall, avevi paura? Frocio! Vabbè, vabbè. E cosa fa? Questi... E arriva la regina arriva e mi fa 2 stelle. Porco din. C'è da dire che ha avuto tanto culo il nostro amico. Prima di chiudere il video vi dico 2 cosine in croce. Allora, ho un altro attacco in Clan War. I cinesi, i componenti di questo clan, veramente fortissimi, li porto rispetto, cazzo, mi buttano fuori se failo nel secondo attacco. Questo perché? Perché ho già failato il primo attacco, ho fatto un attacco della miseria, ho fatto 47%, non ve lo faccio vedere. Praticamente buttano fuori se fai 2 fail di seguito e questa regola qua mi sta per troncare. E io registro i video ora, prima del secondo attacco, così in modo tale di avere già i video. Se mi volessero veramente buttare fuori dico, vabbè, sti cazzi. Dato che abbiamo le gemme, gemmiamo le pozioni, andiamo ad attaccare l'11. Questo è il primo attacco in live che faccio in Clan War. Spero che l'agitazione non mi faccia fare un fail della madonna. E io non so da dove attaccare, ragazzi. Puntare il municipio o fare il 100%? Che dite voi? Sono un cinese un po' tarocco, non riesco a fare il 100%. Un cinese tarocco, questa è una bella battuta, cazzo. E fotti sega, fotti sega, fotti sega, fotti sega, fotti sega, fotti sega, cazzo Kai, fotti sega. Fotti sega, cazzo Kai, fotti sega, fotti sega, fotti sega. Cazzo vuoi tutto Inferno Tower? Inferno Tower mi sta inculando. Una Inferno Tower mi sta inculando. Vabbè, che cazzo l'ho messa qua? Non c'era più nessuno. Vabbè. Il bonus ce l'ho. Allora, cosa fare in questi casi, ragazzi? Faccio 50%, faccio resa e scappo dal clan. Anziché da farmi buttare fuori, scappo io. E il municipio io lo lascio, perciò faccio 50, io scappo via, ragazzi. E che cazzo muori, bomba gigante. 50% scazzo che scappa via, questi qua ti buttano fuori. Ciao ragazzi, vabbè. Salutate i Zongomo, ciao ragazzi. E che cazzo esci, non voglio farmi buttare fuori. E che diamine touchscreen. Eccoci qua. Ragazzi, questo è il video di oggi, spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ragazzi, prima di chiudere il video vi chiedo di lasciarmi tanti like perché questo video merita, ragazzi. Lasciatemi tanti like se volete che porti altri video riguardanti alle Clan War cinesi. Sono 1 divertenti, 2 sono veramente stracazzotti. Prima di chiudere il video ti chiedo di lasciare un like, un commento, come l'ho già detto prima. Vabbè, passa per la mia pagina Facebook e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!